L'atleta agrigentino Giusy Parolino vince la medaglia d'oro ai campionati italiani di società con un punteggio di 100 punti su 100 nel lancio del giavellotto femminile. Si sono disputati a Salerno dal 15 al 16 luglio i campionati italiani CDS di atletica leggera che hanno assegnato gli scudetti over 35 per il 2023. Alle 24 società finaliste maschili e femminili vincono lo scudetto per le donne la Liberamente Roma con 1228 punti, al maschile l'Atletica Trieste con 1274 punti. Ottimi piazzamenti ottenuti dalle tre società siciliane presenti che addirittura chiudono nella top 10 italiana e sono la Sicilia Running Team al suo esordio, che tra gli uomini c'entra un esaltante ottavo posto, la SD Milone Siracusa femminile, che chiude al 10° posto. In campo maschile è buona la prova anche della Running Modica, che si classifica 19esima. L'atleta agrigentino Giusy Parolino fa volare il giavellotto a 1,28,85 m, ottenendo così 100 punti su 100 che le fanno conquistare l'ennesima medaglia d'oro nazionale. Da sottolineare che Giusy Parolino durante la competizione del lancio del giavellotto ha fatto registrare non soltanto la misura più lunga di tutte le atlete in gara, ma stravince con 859 punti e con un distacco di 174 punti dalla seconda classificata che arriva a 685 punti. Gara di alto livello agonistico anche quella del lancio del peso, in cui la campionessa Giusy ha disputato la finale, scagliando l'attrezzo a 1,920 m che le permettono di ottenere 93 punti su 100 e di classificarsi ottava con 890 punti.